Dante trascorse gli anni del suo esilio anche in Veneto ed è molto probabile la sua presenza nella città del Santo, visti i tanti riferimenti nella Divina Commedia a luoghi, vicende, personaggi e famiglie di Padova. Il percorso guidato tra le vie e le piazze della città inizia dalla Loggia Mulea, in Prato della Valle, dove si trova la statua di Vincenzo Vela, dedicata a Dante, e si conclude con la visita alla Cappella Scrovegni, dove si può ammirare uno dei cicli pittorici più noti e meglio conservati di Giotto. Ci troviamo all'interno della Cappella Scrovegni a Padova. Qui dietro alle mie spalle vediamo dipinta da Giotto la maestosa scena del giudizio universale. Sulla sinistra, a mia sinistra, ben visibile la figura di Lucifero e le figure dei dannati che ispirarono Dante per la stesura dell'Inferno nella Divina Commedia. Dante e Padova, un viaggio attraverso la Divina Commedia. Questo è il nome dato all'itinerario culturale promosso dall'Associazione La Torlonga qui a Padova. I cicli pittorici conservati all'interno della Cappella Scrovegni della Basilica del Santo di Palazzo della Ragione fanno parte di Padova Ars Picta, candidato al riconoscimento di patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questi straordinari cicli pittorici sono quindi un vanto e un motivo per visitare la nostra città. In una delle aree più dense di storia della città di Padova. Ci troviamo tra Giotto, alle mie spalle la Cappella degli Scrovegni, Mantegna, chiesa degli Eremitani, e qui siamo nell'Arena Romana. Dobbiamo tornare molto indietro nel tempo per pensare a questo edificio come a un monumento vissuto. È uno dei più grandi monumenti, uno dei più grandi edifici della Padova romana. Oggi resta un fantasma rispetto a quella che era la sua struttura monumentale. Pensiamo all'Arena di Verona. È un monumento enorme dove si entra per i concerti. Ecco, l'Arena di Padova, l'anfiteatro, era molto simile come dimensioni. Oggi ne resta un assaggio. La storia è stata distruttiva nei confronti dell'anfiteatro. Parti dell'anfiteatro, elementi lapidei, si trovano all'interno della Cappella degli Scrovegni, negli strati più bassi. L'edificio era enorme. Qui nell'arena avvenivano i combattimenti tra gladiatori oppure tra gladiatori e animali feroci, le cosiddette venationes. Nel corso del tempo su quest'area, in particolare lungo il muro che ancora oggi resta, si sono avvicendati molti altri edifici. Dal 1880 quest'area è proprietà del Comune di Padova. Oggi è una sala museale all'aperto, non sempre visitabile, non è sempre aperta al pubblico, viene aperta in occasioni specifiche. Padova è una città ricchissima di storia, non c'è solo Giotto, c'è anche la parte antica, è andata in buona parte perduta, ma ecco, l'Arena merita di essere vista, la parte archeologica di Padova merita di essere conosciuta. Allora, diciamo che intanto innanzitutto i negozianti e i negozi sotto salone siamo in un palazzo del 1200, è il più antico mercato storico che ci sia,
Credo che sia un posto meraviglioso che il mondo intero si invidia. Qui troviamo tutte le eccellenze, tutti i prodotti migliori che si possono trovare nella zona. Abbiamo prodotti locali e anche prodotti da altre parti del Veneto. Insomma. Qui abbiamo una piccola, ovviamente visto lo spazio, abbiamo una piccola rappresentazione dei nostri prodotti che abbiamo qui sotto il salone. Invitiamo la gente a visitare Padova non solo per le sue bellezze storiche, architettoniche e culturali, ma anche per quello che può essere veramente il Palazzo della Ragione sotto il Salone, dove trovano un qualcosa di veramente unico al mondo, dove non c'è una città che abbia un mercato come il nostro, dove uno può trovare, a parte delle eccellenze, tutto quello che può essere l'alimentare lo trova da noi. Nell'occasione di questi 700 anni dalla morte di Dante, la città di Verona ha promosso un'iniziativa che coinvolge la città, una mostra diffusa nella città che poi trova delle occasioni di raccordo in 3 esposizioni diverse. E i luoghi nella città sono 21 luoghi segnati da degli indicatori, dei totem lungo la città, e questi 21 luoghi sono luoghi che ricordano la presenza di Dante in città. Alle mie spalle c'è la statua di Dante Alighieri realizzata da Ugo Zannoni nel 1865. Quando Verona non era ancora italiana, era austriaca, e quando la realizzazione di questa statua aveva un forte valore identitario. La sua realizzazione, appunto in occasione di un anniversario, di un centenario dantesco, aveva un significato forte per l'identità, affermazione dell'identità italiana, ma anche per sottolineare il legame di Dante con Verona. Allora mostro questa mappa che per il visitatore che vuole venire a Verona sarà una traccia, un itinerario da seguire per approfondire la presenza di Dante in città e della sua discendenza. Quindi invitiamo tutti coloro che sono curiosi di visitare i luoghi danteschi e di conoscere meglio la realtà di Verona, la città di Verona in tutta la sua bellezza e ricchezza di testimonianze. Il sommo poeta, di cui nel 2021 ricorre il 7° centenario della morte, fu il maggiore letterato del suo tempo, ma anche un uomo politico che rivestì rilevanti cariche civiche. Fu proprio la sua adesione al partito dei Guelfi Bianchi a procurargli nel 1302 la sentenza che lo obbligò a lasciare per sempre Firenze. Il suo difficile esilio, durante il quale Dante compose la Divina Commedia, lo portò anche in Veneto. E qui vogliamo ricordarvi alcuni dei luoghi da lui visitati, per ripercorrere insieme i suoi passi. La prima tappa dell'esilio fu Verona, dove il poeta fiorentino fu ospite prima di Bartolomeo e poi di Can Grande della Scala, il famoso condottiere al quale dedica un'intera cantica del Paradiso. Tra i luoghi molto cari a Dante, il chiostro canonicale del Duomo, la biblioteca capitolare e la chiesa di Sant'Elena, al cui ingresso è posta una lapide che ricorda il giorno in cui il letterato, proprio qui, diede la prima pubblica lettura della sua celebre Quaestio de Aqua et Terra. Altro luogo amato fu Piazza dei Signori, il salotto di Verona, da tutti conosciuta come Piazza Dante per la statua del poeta che sembra dominare lo spazio circostante. Dante a Verona 1321-2021 è il titolo del progetto con il quale Verona celebrerà il 7° centenario dantesco. Mostre, manifestazioni culturali e di approfondimento scientifico,
convegni, itinerari turistici per ricordare e onorare il padre della lingua italiana. La Biblioteca Capitolare di Verona ha origini antichissime, nasce infatti come lo scriptorium di Verona, datato fino dal 517 d.C., che poi gradualmente si trasformerà in una biblioteca in senso più moderno, soprattutto nel periodo di Dante, periodo in cui la biblioteca era conosciuta soprattutto per il suo patrimonio di testi classici come Tito, Plinio, Livio, testi che abbiamo tutte le ragioni di pensare che lo stesso Dante durante i suoi soggiorni veronesi abbia avuto modo di consultare e ne abbia tratto anche fonte di ispirazione per alcune delle sue opere, come per esempio il De Vulgari Eloquentia. In un viaggio a Verona sulle orme di Dante di certo non può mancare una tappa alla Biblioteca Capitolare, che è aperta al pubblico per visite guidate. Non ci sono documenti che attestano una presenza di Dante a Treviso, però abbiamo numerosi indizi. Ci sono almeno 3 ragioni che hanno attirato Dante in questa città. Il primo motivo è l'elezione a Papa di un trevigiano, Niccolò Boccassino. Diventa Papa nell'ottobre del 1303 con il nome di Benedetto XI. E Dante ripone molte speranze in questo nuovo Papa. Vi ricordo che il precedente, Bonifacio VIII, era stato tra i fautori dell'esilio di Dante, della cacciata di Dante da Firenze e delle accuse false che gli furono mosse. Nel suo esilio, nel suo girovagare di corte in corte, Dante fu generosamente ospitato anche da Gherardo da Camino, il signore di Treviso. Dante ci parla di Gherardo da Camino nel Purgatorio e lo chiama il buon Gherardo perché lo riteneva un signore giusto, onesto e con dei valori importanti, proprio quelli che spinsero lo stesso Dante a entrare nella vita politica fiorentina. La presenza di Dante a Treviso è sicuramente legata all'ospitalità di Gherardo da Camino e quindi con la morte di questo ricco signore nel 1306 molto probabilmente termina anche questo rapporto e questo amore di Dante per la città. A Treviso Dante trovò l'ambiente ideale per il suo lavoro, una città cortese, una città dove si potevano incontrare i trovatori e che gli fecero rinascere la passione proprio per la poesia provenzale. Non è un caso se il figlio secondogenito di Dante, Pietro, poeta, giudice e diffusore dell'opera paterna, scelse Treviso, dove trascorrere alcuni anni della sua vita. Infatti, qui visse per un certo periodo, qui fece il suo testamento e morì dopo soli 2 mesi di malattia il 21 aprile del 1364. In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, anche Treviso ha una proposta di itinerario interessante, ricco di spunti, proprio per andare a ripercorrere i luoghi che lui sicuramente ha visto, ha apprezzato e per ricordare i personaggi che Dante ha citato nella sua commedia. Elisa Siciliano del Consorzio Città d'Arte Ville Venete e il Giardino di Venezia, che fa parte della rete di imprese Cycling in the Venice Garden,
un nome che già racconta il progetto di cicloturismo nel Giardino di Venezia. Treviso infatti e la sua area vengono spesso associati al Giardino di Venezia. Treviso stessa è una capitale per il ciclismo, per tutte le ciclabili che lo attraversano, prima fra tutte la Monaco-Venezia che parte dalla Germania appunto e arriva fino in Veneto e si ricollega alle principali ciclovie in Veneto. Abbiamo anche la Treviso-Stiglia che si collega a sua volta al Sentiero degli Ezzelini e crea tutta una rete di ciclabili ideali. Un ottimo motivo per venire a Treviso, proprio noleggiando una bicicletta oppure una bici elettrica, visitando la città, i borghi attorno appunto a Treviso, arrivando fino alle colline del Prosecco. La rete Cycling in the Venice Garden è parte del progetto della regione Cycling in the Land of Venice, quindi un punto di partenza per visitare tutta la regione. A presto! Ciao, sono Francesco Revi, il fondatore della Tiramisù World Cup, una manifestazione che si svolge durante tutto l'anno in giro per il mondo, ma che vede il gran finale a Treviso ogni anno a fine ottobre. È una fantastica occasione per visitare questo splendido territorio e per giudicare il miglior tiramisù al mondo. Adesso vi lascio con la nostra campionessa Francesca Piovesana per la ricetta del tiramisù di Treviso. Ciao a tutti, io sono Francesca Piovesana, vincitrice della Tiramisù World Cup 2018 con la ricetta creativa. Il mio tiramisù è cannella e zenzero. Oggi per voi facciamo il tiramisù ricetta originale, tipico trevigiano. Ho preparato già la crema, la base della crema, ho montato in precedenza lo zucchero con i tuorli. Si monta con delle fruste fino ad ottenere un composto spumoso. Poi si aggiunge, un po' alla volta, il mascarpone, si continua a montare e si ottiene un composto cremoso, sufficientemente denso e compatto per essere impiattato. Oggi faremo una versione un po' nuova, un po' diversa e offriremo il tiramisù in una tazzina, come fosse un dolce da metà pomeriggio. La nostra crema la mettiamo in una sac à poche. Importante per questo impiattamento è che la crema sia abbastanza solida. La crema è pronta. Andiamo a comporre il primo strato. Il primo strato dobbiamo inzuppare i savoiardi nel caffè. Savoiardo intero nel caffè freddo, una veloce inzuppata e lo poniamo su un tagliere. Andiamo a tagliare i savoiardi in pezzettini in modo da poter fare il fondo del bicchiere. Sono sufficienti 2 pezzettini di savoiardo. Ecco qua. Questo è il primo strato che compone la base. Andiamo adesso a mettere la nostra crema. Uno e 2. A questo punto spolveriamo con un po' di cacao amaro. Non esageriamo con il cacao amaro, altrimenti altera l'equilibrio della ricetta. Altro strato di savoiardi. In questo caso non serve il savoiardo intero, ma ci bastano sempre dei pezzettini, in quanto il contenitore in cui viene offerto il nostro tiramisù è un contenitore molto piccolo. Bene,
Proseguiamo con l'ultimo strato di crema. In questo caso darò una forma un po' soffice e quindi faremo un altro giro con sac à poche. Ultima cosa, di nuovo una spolverata di cacao amaro. Anche qui non esageriamo. In questo modo si possono sentire e apprezzare tutti gli ingredienti del tiramisù. E con questo tiramisù in tazza vi invito tutti a visitare Treviso e a venire a degustare il miglior tiramisù del mondo. Lo trovate proprio qui. Ci troviamo nella magnifica aula affrescata di Santa Caterina. Qui sono raccolte le bellezze storiche, architettoniche e artistiche più antiche della città di Treviso. E qui troviamo dei materiali veramente straordinari, sia affreschi del tardo 300, primo 400, ma anche qualcosa che il visitatore da tutto il mondo viene a cercare. Il ciclo delle storie di Sant'Orsola di Tommaso da Modena. Tommaso realizza questo ciclo probabilmente tra il 1355 e il 1358. La cosa straordinaria, non solo il ciclo in sé, ma anche il modo in cui il ciclo arriva a Santa Caterina. Infatti non è parte di questa chiesa, ex chiesa, ma di un'altra chiesa, Santa Margherita, qui vicino. Doveva essere smantellata e questi affreschi vengono scoperti da Luigi Bailo, un appassionato studioso trevigiano che diventerà il primo direttore, tra l'altro, del Museo Civico, che li scopre e sa e capisce che è necessario salvarli. La chiesa sarebbe stata smantellata di lì a poco e si inventa un sistema, lo stacco, che incredibilmente e per la prima volta viene effettuato in Italia, salva 11 pannelli con le storie di Tommaso. Inizialmente non si trovavano a Santa Caterina, ma oggi sono musealizzate qui con noi. I personaggi raccontati e le donne raccontate sono quelli della corte, vestiti come all'epoca la corte usava nei suoi usi e costumi. La raffinatezza dei tessuti, l'attenzione alle acconciature, l'attenzione ai dettagli, alle fisionomie. Tutto il racconto sembra andare ben al di là del 300, quasi guardare al secolo successivo. Le storie di Sant'Orsola consentono veramente un tuffo nel passato e l'attenzione ai dettagli e ai particolari del tempo. E questo insieme, con la pinacoteca e la parte archeologica, così evocativa e suggestiva, ricordiamo il grande Lorenzo Lotto con il ritratto di Domenicano del 1526 e per esempio i dipinti straordinari di Rosalba Carriera nel Settecento, tra i tanti grandi maestri, ma ci sono anche Bellini, Cima da Conegliano, tantissimi autori raccolti nella Pinacoteca accolgono il visitatore evocando suggestioni e magie fuori dal tempo. La meraviglia di questi luoghi e la magia deve essere condivisa. Vi invitiamo pertanto a venirci a trovare a Treviso, nel complesso museale dei Musei Civici, a Santa Caterina.